Gentili amiche e cari amici, buongiorno da Andrea e da Domenica. Che barba! Sono passate 3 settimane, con questo mi devo scusare con tutti gli amici e fare un ringraziamento per tutti gli endorsement che mi sono arrivati dagli amici Montefeltrini, da Alex, da Matteo Preda, da tutti gli animatori, da Alessio, che mi preferisce ad altri rasatori, non fosse altro perché forse sono simpaticamente, ingenuamente incapace a radermi, ma ringrazio tutti, andiamo avanti. Oggi è il San Dolor e la preparazione di questa barba che ha 3 giorni come sempre, la lavagna è ricca di dati, manco a dirlo, si parte dal 9 settembre per finire il 25, giorno delle elezioni in questo disgraziato paese. Andiamo a bagnare e, come si fa dai parrucchieri, cerchiamo di evitare di riempirci di schiuma la camicia. A volte manca un po' di energia, oggi è una giornata spenta e l'autunno è cominciato già il 21 settembre, non ci siamo visti, chiedo scusa, non è cattiva volontà, ma 2 settimane, anzi 3, hanno cambiato il mondo. Andiamo col gel San Dolor in questa cremina verzolina color assenzio che serve a preparare, grazie alle formule di Marco Balocchi. Non è molto amato, ecco il furbo. Qualcuno dice che sia il detersivo, il suo aftershave, sia il vintage, che è lo smart, ma io non mi voglio fermare a opinioni altrui, insomma vado avanti. E qua ho inflitto un danno lunedì mattina, sbagliando a farmi incendermi la barba, non la domenica, quindi domenica che barba, lunedì lasciamo perdere, e mi sono fatto un taglio orizzontale con il Downe, che avevo già provato nell'ultima rasatura con successi assolutamente discutibili, cioè con risultati modestissimi, anzi quasi inesistenti. Sono riuscito a fare ancora peggio. Un barbiere che mi ha fatto la barba sabato scorso in una bottega torinese mi ha detto che questo segno mi rimarrà per sempre. Adesso ancora rosso, rimarrà un segno sul viso. Sembro Francesco Scianna, quello che ha fatto Francis Turatello nel film sulle bische clandestine, ma insomma andiamo avanti. Francesco Scianna, unitosi in coniugio affettivo con Ambra Angiolini dopo le sue vicende sulla casa affittatale dalla wedding planner che non riusciva a cacciarla. Questo è il mainstream vergognoso che sta girando sui giornali con una minaccia nucleare, warning, la situazione è grave. Qua abbiamo 2 articoli molto diversi, il Washington Post, la Republic dell'1:08 di questa mattina, 2 ottobre, ma andando avanti lasciamo che agisca. E oggi faremo una rasatura con preparazione con un piccolo campione che ho ricevuto dal mio fornitore abituale, sì, Versigliano, non faccio nomi, non mi avvicino a Viareggino, diciamolo, che insomma ha messo insieme questo Orlando Furioso, non si vede quasi niente, è una piccola etichetta, io l'ho già provato, ha una meccanica interessantissima, un profumo altrettanto buono per gli appassionati. Vabbè, senti, vi faccio vedere anche il retro, così almeno sapete tutto, noi non nascondiamo niente, facciamo televisione, verità. Quindi con questo Orlando Furioso e con, messo in immersione in Fabergé, eccola qua, il nostro maiale Semog 820 Black Edition, vedete sembra un bicchiere con 2 dita di liquore di limoncello, anzi scusate, di nocino, o peggio ancora di qualche amaro di provincia. Andiamo a provare ad applicare. Non rimane molta acqua, sembra spennacchiato, adesso non è che le molteplici rasature l'abbia ridotto così, mi pare ancora in buone condizioni. Voi come usereste, guardandola così, questo campioncino di crema? Io magari me lo metterei in viso, è una semisolida ovviamente, come vedete, non è, vedete, conserva una sua elasticità. Qua c'è le mani del Don, secondo me, che saluto, lui saprà tutto. Chi mi ha consegnato questo campione insieme a 2 prodottini che ho comprato, mi ha parlato del Don che ha fatto una giornata in Versilia. Ciao Donato, che sei stato in pieno agosto ad organizzare con questa nuova barberia che ha aperto l'attività sul retro, sull'angolo della via dove si trova il negozio, molto bello, dove è stato anche trasferito il magazzino prodotti, ma chi è stato lì sa di cosa sto parlando. Donato, raccontaci di questa giornata di rasature versigliane, ma non ci parlare della versigliana per favore, perché di campagna elettorale ne abbiamo già abbastanza, insomma, quindi finita come è finita, analizzeremo qualche dato dal passato, dalle mie previsioni, dai risultati usciti dalle urne e qua cerchiamo di mettere nel ciuffo questa crema, di mettercela un po' in viso, magari esagerando anche un po', magari vediamo di... Il profumo è assolutamente interessante, quelle creme gommose in viso non sono chiaramente il massimo, proviamo.
Vediamo. Ci andrebbe la ciotola, la scuttle, ma in questo momento volevo fare delle prove buzzurresche e portandomi avanti vado col semogue a cercare di montare in viso questo Orlando furioso che segue un po' l'incedere del mondo, l'incedere anche dei componenti di questa maggioranza di destra già litigiosa, ancora prima dell'insediarsi delle Camere, che come voi saprete avverrà il 13 di ottobre, per nominare i presidenti dei due rami del Parlamento ridotto a 600 membri da 920. Ciò nonostante sono riusciti a entrare miracolosamente, come avrete letto dalle cronache, personaggi che sembravano trombati come Umberto Bossi, che invece è stato ripescato al proporzionale perché l'avevano messo chiaramente come tanti altri in collegi sicuri, e come Bruno Tabacci, sopravvissuto al disastro elettorale di impegno civico di Luigi Di Maio, che non è riuscito a eleggere nessuno dei 60 deputati che si era portato dietro, inaugurando la scissione del Movimento 5 Stelle, portando al tracollo. Sto bagnando il ciuffo, forse sono stato un po' poco munifico di crema, ma vedo che si sta leggermente attivando. Mentre voi sentite Madonna su questa BBR Club 80, una radio di Parigi che trasmette musica anni 80 ovviamente, questa è Gimme Gimme, insomma di chi deve essere? Amen. Quindi da una radio oltralpe, dall'Orbital, anzi dal Boulevard Périphérique, da dove trasmetterà BBR 80, informatevi, fatemi sapere se trovate su Google Maps la posizione. Oggi voltiamo le spalle a quest'Italia che ha bisogno di aiuto, ma non è che la Francia stia meglio, quindi l'omaggio, andiamo ancora a bagnare. Forse dovevo essere meno ragno e usarne di più, tuttavia vedo che qualcosa sta succedendo. Voi come state? Cosa avete fatto in queste 3 settimane di silenzio? L'ultimo collegamento risale all'11 settembre, data fatidica dell'attacco alle Twin Tower. Insomma, l'America continua a essere quantomeno sospettata di interessanti manovre economiche sulla guerra in Ucraina, ma questo non è un mistero. Mentre per portarci avanti, perché è quasi mezzogiorno, non è che possiamo stare qua tutta la mattina a raccontarci di cose che magari interessano poco, si muove il sottomarino Belgorod, nato in allarme, test per il super siluro Poseidon. È un siluro che può viaggiare a profondità ipogee sotto il mare, dove pochissimi riescono ad arrivare, pare non sia ancora pronto, ma sì, è stato studiato per, come sapete, è già stato accusato di aver procurato le 4 falle nel Nord Stream 1 sotto il Mar Baltico. Questo è un missile che viaggia ai 100 km/h sott'acqua ed è capace, oltre che sfuggire ai radar USA, può generare un'onda radioattiva che può cancellare metropoli come New York e Los Angeles. Quindi io non voglio rovinarvi la vostra grigliata mista, perché voi sarete sicuramente attovagliati, avete già preso l'aperitivo, delle patatine, avete già preparato la vostra meravigliosa domenica. Andiamo ancora a bagnare, amiamo una crema un pochino più fluida, ma soprattutto cerchiamo di ammorbidire. Non finirò qui con mano libera, continuerò a rischiare di farmi sfregi anche in altre parti del viso. Deve provare bisogno, ed è stato un errore di nervosismo, non bisogna essere nervosi quando ci si rabbia. La domenica si può essere un po' agitati per le notizie che arrivano dal mainstream, ma non è come lunedì che rischi, mentre ti tieni in mano un rasoio con una lama bella fresca, suoni il telefono e di soprassalto ti possa partire la lama. In ogni caso io cerco di mantenere la calma, come sanno i miei follower, che ringrazio e che saluto da Cecina, oggi in una giornata con un coperchio di nuvole basse, tuttavia con una temperatura vicino ai 18 gradi, quindi insomma, se proprio volete e se proprio vorrò e se proprio vorremo, faremo più tardi il solito giro in bici per mantenere la forma fisica, non camminando mai durante la settimana lavorativa tra l'automobile e la scrivania dell'azienda, quindi insomma diciamo che poi potremmo essere quasi pronti. Non ho fatto una schiuma spumeggiante, forse per imperizia, sappiatemi dire cosa di meglio avrei potuto fare, tuttavia andiamo ad armare, dopo 2 minuti abbondanti di preparazione della crema, il nostro rasoio, che oggi è un rasoio italiano come vedete in questo wide screen. Non è che è wide l'immagine della GoPro Hero per qualche ragione tecnica, perché il campo largo avrebbe potuto salvare da questa schiacciante vittoria della destra, che non è indesiderata da parte mia da liberale, che peraltro come tale ho votato Calenda, che anziché il 7 ha fatto poi il 7,5%, 7,7, quindi è andato meglio delle mie previsioni,
Ma poi voglio riportare un campo largo di scambio democratico. Questo è un partito, vota PSI, comizio socialista, qua sapete c'era lo spazio per inserire il nome di un candidato, c'era ancora la falce al battello, erano ancora i tempi del dopo scissione di Livorno, certamente, quindi era un manifesto degli anni '80, no? Ancora PSI coi puntini. Tutto ciò non esiste più, tuttavia ricordiamo che la democrazia passa anche da uno scambio, da una capacità di fare da equilibrio, da scambio con, non le voglio chiamare derive, poi potrei essere preso per un sostenitore di forze che non ho mai votato, però tengo molto alla Costituente, tutto il suo passaggio storico. Sto leggendo anche un libro interessante, un romanzo ispirato al lavoro della Costituente, ma andiamo avanti. Questo è il Fatib Gentile che riesce spesso anche a farmi un po' del male, una vite prorompente, come vedete dei tre pioli centrale è ridondante, lama, ferma lama, manico con lavorazioni molto artigianali sul fondo, io spero lo vediate senza che la GoPro fatichi a mettere a fuoco la colonna idorica, la rastrematura tipica dei manici, dei rasoi da barba. Quindi andiamo ad aprire, ho messo via la scatolina, ma questo è una Bolzano Super Inox, vediamo i punti decola come sono, sentiamo, sentite lo scatto, punti decola, eccoli qua, guarda qua. Per Matteo, ecco questa è la percentuale di hot melt applicati sulla lama Super Inox Bolzano, lama che io adoro, non so come vada sul Fatib, certamente tagliano molto bene e le adoro per la loro indecisione, non indecisione, anzi per la loro capacità di intervenire su un pelo che ha 3 giorni dopo 3 rasature, due rasature fatte con dei rasoiacci di plastica in Cispadagna nel nord Italia, allora io vado, buona rasatura, pochissima copertura, chiedo vegna, ho usato poca crema, vedete che qua è notevole il segno del downer, mentre il Fatib scorre senza esitazione e le note di BBR Club ci regalano niente meno che, mi è partita una canzone del 1982, mi è partito l'autore. Potrebbe essere Kid Creole and the Coconut, My Mail Curiosity, ve la ricordate? Giriamo il lato fresco del cuscino per ricordare Zucconi, morto Vittorio Zucconi. La generazione di grandi giornalisti, grandi penne di Repubblica dagli Stati Uniti, coevo di Giampaolo Pansa. Ecco, il giornalismo oggi non esiste più, o perlomeno le firme sono quelle anche ancora interessanti, se vogliamo, di Sallusti, nonostante tutto, forse anche di Peter Gomez, sul Fatto, o di Tommaso Labbate, cosentino in forza al Corriere della Sera. Bene, secondo me è Kid Creole, è proprio lui, con le Coconut. Bene, questo passaggio è ingenuo, è stato preparato con una stesa di crema modesta, quindi questo non vuol dire che la crema non debba essere considerato un buon prodotto, quindi l'Orlando Furioso potrebbe essere da provare, qualcuno mi dica se l'ha già testato, acquistato in maniera un po' più approfondita, vedete la copertura è modestissima, ma noi oggi cerchiamo di fare una rasatura semplice, una rasatura rapida, una rasatura che non ha niente di che, dal punto di vista della, diciamo, delle grandi novità che sul mercato escono in questo mondo, seguo poco quello che fanno i veri rasatori. Saluto però Marco Traverso che non sento da un pezzo, spero stia bene, ci siamo scambiati un po' di messaggi in privato, ma insomma, tolto qualche considerazione elettorale, non lo vediamo più online, ma se noi mettessimo ancora un po' di crema, per esempio, cosa succederebbe se noi ci mettessimo ancora a provare a spiaccicare il nostro pannello una piccola porzione, cercando di fare un secondo passaggio degno, che abbia ancora un senso, non sia soltanto una scusa per pulire il pennello, ma una scusa per farsi una seconda rasatura. Probabilmente non avrà senso, perché questi sono prodotti che andrebbero ragionevolmente montati in ciotola, ma voi sapete, come vi ho detto, ecco, è partito un pezzo che in fondo alla barba deve essere anche un momento di svago, e lo svago, allora, se volete partire da quelli che erano gli ultimi sondaggi diffondibili prima del voto, voi sapete che 15 giorni prima del voto non si possono diffondere i dati dei sondaggi,
Avevamo il PD al 21, Fratelli d'Italia al 26, Lega al 15-2, Forza Italia all'8, Azione 7-2, 5 Stelle al 12-5. Erano poi salite dal 26 maggio, questi erano i miei exit poll. Avevamo Fratelli d'Italia al 23 che poi ha chiuso al 26, Lega al 10 che poi ha chiuso al 9, Fratelli d'Italia al 9 e Forza Italia, scusate, dal 9 che ha chiuso all'8. Il piccolo movimento di moderati a cui faceva parte anche Sgarbi, purtroppo trombato dal non PD, Pier Ferdinando Casini, detto Pier Furbi, da Francesco Cossiga, che l'ha battuto nel collegio uninominale di Bologna, che ha fatto un piccolo 1,5, credo sia anche un dato non corretto, ma verificato. Il PD da 19 è rimasto a 19, l'Azione da 7 a 7,7, come abbiamo detto, e 5 Stelle dal 18 dimensionati al 15, insomma un partito che si dà per vincente dopo aver perso metà dei voti. È riuscito anche il signor Conte a passare per un vincitore. Quindi questa è la manipolazione dell'informazione dei giornali, che non smettono di attribuire a certe forze politiche a cui interessa dare un risalto dei dati, come si può dire, dei risultati non veri. Anche discusso di questo la moglie del compianto, loro compianto Gian Roberto Casaleggio, dice: Conte cos'è che ha fatto? Ha semplicemente perso, ma per i mainstream e per Bruno Vespa ha vinto. Quindi, premesso che conta poco il parere dei mainstream, conta molto invece in Italia il parere di Bruno Vespa, ricordando i fasti degli anni Ottanta, oggi procediamo con la seconda passata in controppelo con questa modesta copertura che darà una tanto modesta protezione al mio pelo della barba. Tuttavia scorre bene. Cerchiamo di stare leggeri. Lascia sempre queste righe il Fatih. Sarà il pettine? Certamente sì. Questo non vuol dire che non faccia il suo dovere. A me piace avere più il viso pulito, che non vengano lasciati i segni di rastrello. Tuttavia prendiamo quello che viene, quello che ci passa il convento. Mi allontano un po' dalla camera. Giorgia Meloni ieri è uscita dopo una settimana dal suo rifugio di Via della Scrofa, dove, come ben sapete, a Roma ha la sede Fratelli d'Italia, sede storica anche di Alleanza Nazionale prima, e del Movimento Sociale Italiano, dove sapete anche che è rientrato in Parlamento, manco a dirlo, nel collegio di Sesto San Giovanni, a Stalingrado in Italia, anche Isabella Rauti, figlio di Pino Rauti, picchiatore missino e fondatore di Movimento Sociale Italiano, quindi insomma ha vinto credo contro Cottarelli, correggetemi, sconfitto e ripescato anche Giulio Tremonti. Terzo passaggio. Vi prometto che dedicherò maggiore attenzione alla prossima radiolettura all'utilizzo della crema da barba, perché l'importanza è fondamentale. Se poi associamo un pennello in samuovo o in maiale, possiamo certamente onorare meglio il pennello con una maggior quantità di crema montata, anche meglio. E salutando tutti gli amici, anche Fabrizio, Davide, Fulvio, Luigi dal 13, gli amici Mirko, Falà, che sono sempre puntuali nel sciropparsi queste mie prolisse esternazioni della domenica. Il sole continua a faticare a uscire, mentre Kate Bush, Violet Nights, le cime tempestuose del mondo, canta non a squarciagola perché non è così in sua tonalità, ma comunque nella nostra BBR 80. Questo è l'obliquo. Bene, non è rimasto granché, vuol dire che la Bolzano ha lavorato. Bene. Prima addirittura questa radio ha trasmesso Pillaio, un artista italiano, credo naturalizzato, non so cosa, ma che cantava in inglese, in un pezzo di quegli anni, quindi se vi interessa, munitevi anche solo di un cellulare, di un'app per ascoltare le radio in streaming, non è che siano accessibili, ecco. Certo, l'audio di una radio inglese, anche se non di alta gamma come la mia Revo, permette di godere meglio di questi network sopravvissuti alla devastazione di Instagram e dell'immagine. Bene, signori, io devo dirvi che
al di là di questo canto del mento, demente, sulla mente, demente, eccolo qua, il demente. Bene, sopravvivono delle presenze aliene, ma io ho concluso il terzo passaggio, vado a sciacquare abbondantemente con acqua fredda, che comincia a diventare fredda, non è più il brodo primordiale delle giornate estive. Bene, i dati elettorali sono stati snocciolati, le brutte notizie che arrivano dal Mar Baltico, dal Mar Bianco, andate a leggere, sono purtroppo il mainstream in realtà di oggi, perché il Washington Post, per dare una sguardo dai meravigliosi Stati Uniti che vivono dall'altra parte degli oceani, privi di ogni rischio, anzi continuano a crescere, la loro unica, ne parleremo, la loro valuta sta spaccando a livello internazionale, mentre le altre stanno crollando, a cominciare dalla sterlina britannica, ne parleremo in un attimo, fra 2 secondi, però parla in prima pagina, questo è di ieri, di Saturday, il 1° ottobre, parla dell'uragano Ian che ha sconquassato la Florida, e vedete qua, io lo faccio vedere da vicino se vi interessa vedere la mamma e la figlia che con un cane, anzi con 2 cani, perché il cane è sempre centrale nella cronaca di oggi, stanno scappando da un villaggio devastato della Florida, una città più che un villaggio, con buona pace del sogno americano, quindi ci sono delle aperture molto diverse. E mentre per chiudere però mi preme sottolineare, questi erano i 2 candidati del mio collegio Camera 2, c'era lo scontro di Marcucci, ex padrone di Video Music, imprenditore di un'azienda che lavora nel settore sanitario, trattano sangue, tanto per dirvi, passato dal Partito Liberale al Partito Democratico ormai 15 anni fa, forse anche 20, che sfidava nel collegio Manfredi Potenti, avvocatino rosignanese di Castiglioncello, a pochi chilometri da qui, che uscente della Lega è stato riconfermato. Invece veramente la notizia che mi ha lasciato un po' sorpreso, ma sono i colpi di fortuna che accadono alle persone nella vita, quindi lunga vita Chiara Tenerini, leader dell'opposizione al sindaco Lippi nel comune di Cecina, presidente di Forza Italia a livello provinciale, quindi segretario provinciale di Forza Italia, che nel collegio, scusate, questa era la Camera, sono invertite, perché Senato Pisaluca, Marcucci, Potenti, Camera Toscana, dico ho sbagliato, questo è completamente invertito. Nel scontro con Andrea Romano, storico comunista, poi PD, professore universitario romano da anni a Livorno, uscente, che avrebbe dovuto certamente vincere, uno dei pochi collegi sicuri che la sinistra era convinta di vincere, a Livorno invece l'ha preso nella giacca, e la signora Tenerini, una piccola commerciante qui di Cecina, a 50 anni, è riuscita a conquistare il seggio alla Camera dei Deputati. Quindi complimenti, auguri alla signora, e avanti con questo. Lavagna che è stata esaurita, di questo abbiamo parlato, non ci resta che intanto pensare a un after. Io l'after lo terrei sempre un po' barbieristico, nel senso che sono molto indeciso tra un arancione e un blu, e onoriamo i colori dell'azzurro, perché l'acquavelva Ice Blue, perché bisogna essere corretti. Come Mattarella non potrà negare l'incarico esplorativo alla signora Meloni, perché ha preso un plebiscito, ha avuto un successo molto grande, quindi il colore blu sarà la portante di questa domenica. È buonissimo prodotto americano, niente di meglio che il favore statunitense alla vittoria del centro-destra in Italia, che sarà allineata alle sue direttive, perché essendo diventata filoatlantista dopo l'11 settembre, quindi poco prima del voto, anche Alleanza Nazionale diventa amica degli americani, filo-ucraina, contentissima di inviare le armi e preoccupatissimo dell'incarico che l'attenderà. Qua è inutile dirvi che il profumo è di barberia del Wyoming, dove avevo visto ieri un servizio dove pare che i cowboy soffrono di depressione nel Wyoming, bevono, si drogano, e quindi quando fanno i loro rodei si presentano con questi occhi rossi come i visori dei Transformer, e quindi sono delle immagini degli Stati Uniti a tinte alternate, no? Il grande successo di Washington, gli affari dei produttori di armi, e invece la tristissima realtà del Midwest con i cowboy in depressione, che già fa un po' ridere, perché una volta erano gli indiani depressi, sono diventati i cowboy. Questo è il foglio del Claudio Cerasa. Io vado rapido perché guardando il timing sono già quasi a 25 minuti di
Registrazione no, sul gas non andrà tutto bene, proprio per niente. Breve conversazione che il dottor Cerasa, anzi il ragionier Cerasa, come lo chiama Marco Travaglio, pubblica sul Foglio di ieri, che vale anche per oggi, perché il Foglio esce sabato 1 e domenica 2, quindi siete ancora in tempo ad andarla a comprare, se trovate un'edicola aperta. E ci dice Scaroni, ex presidente dell'ENI, oggi anche presidente del Milan, è stato presidente di tutto, e dice il fenomeno il famoso price cap a livello europeo è chiaro che non ci sarà, e la colpa non è della Germania, che ha fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi paese in difficoltà poco indebitato, cioè usare il debito per risolvere problemi nell'immediato, ma la colpa è di chi non è riuscito a capire con anticipo quello che inevitabilmente sarebbe successo. Sta criticando le sanzioni? Chiede il direttore Cerasa. No, sto criticando chi, avendo fatto le sanzioni, non si è preoccupato di prevenire conseguenze prevedibilissime. Cioè, in sintesi, gli chiede sempre Cerasa, in sintesi dico, giusto difendere l'Ucraina, giusto proteggere la democrazia liberale, giusto proteggere l'Europa, giusto seguire le indicazioni della NATO, ma è sbagliato non aver pensato con anticipo quello che sarebbe successo sanzionando la Russia. Cioè bisognava andare al tavolo della NATO e dire sì, noi difendiamo l'Ucraina, ma non dobbiamo solo pagare noi per difendere l'Ucraina, dateci qualcosa, una protezione. Invece se ne sono completamente infischiati perché nessuno ha chiesto loro niente, quindi gli americani hanno fatto la loro strada. Siamo molto timidi noi italiani, noi europei, si vede, forse siamo un po' intimoriti dall'ombrello, stelle e strisce. Questo lascio a voi con questa battuta un po' cretina e vado saltando diversi articoli. Dio salvi la sterlina. Questo è Stefano Cingolani, omonimo del ministro della transizione ecologica, che ha già detto a Giorgia Meloni che manco dipinto rimarrà al governo perché ha già dei buoni incarichi all'estero in Italia, quindi strapagato. Questa è un'immagine di passanti nella City di Londra dove si parla che l'Inghilterra come Grecia e Italia di 10 anni fa, si chiede Cingolani, non è più fanteconomia, ecco perché c'è un problema, è un problema anche europeo. E qua si parla che il Regno Unito viene colpito duramente, nonostante dipenda poco dal metano siberiano e molto meno dall'Italia e dalla Germania. Il problema non è la mancanza fisica del gas, ne arriva ancora in abbondanza dalla Norvegia e via mare. Aggiungo che la Norvegia ha guadagnato 6 volte quest'anno fornendo gas all'Europa, quindi non è che l'Europa stia tutta male, in Norvegia stanno benissimo. La Gran Bretagna è l'impennata dei prezzi che si estende alle altre materie prime e si aggiunge all'inflazione interna, indotta dall'aumento della domanda chiaramente. La Gran Bretagna così tocca un record e supera la soglia psicologica del 10%, più della UE e degli USA. E per contrastare il mix velenoso di inflazione e crisi energetica, Liz Truss, nuovo primo ministro inglese come sapete, da poco insediata, è stato l'ultimo atto ufficiale di Elisabetta II, l'insediamento della Truss, si presenta con un'agenda alla Thatcher 43 anni dopo, quindi stile Thatcher, Lady di Ferro. Insieme al suo cancelliere dello scacchiere, il dottrinario Kwasi Kwarteng, di origine ghanese, aggiungo, ma British born, propone un bilancio tutto a debito da 45 miliardi di sterline, avete sentito bene, che lasceranno il tesoro senza uno scellino, quindi brutta aria in Gran Bretagna, brutta aria anche fuori dal Regno Unito grazie alla Brexit. E qua io ho tenuto un segno perché per chi ha stomaco, forse il widescreen oggi che riprende tutto il quadro può darvi un'idea di Vanna Marchi e di sua figlia Stefania Nobile, nelle seconde vite vissute grazie anche alla figura carismatica di questo specie di conte passato per nobile che si chiama Capra de Carré. Voi sapete chi è Capra de Carré? È stato un uomo chiave nella carriera di queste due signore, e qua si parla della serie che su Netflix ne dipinge un ritratto degli anni '80, specchio di un'Italia abbagliata dalla peggio TV. Questo io ve lo consiglio, non fosse altro perché è scritto da Michele Masneri, che a quattro mani con Andrea Minuz affresca il nostro paese, no? Quindi per darvi un'idea, prima di andare a pranzo pensando di appartenere a un paese evoluto e tutto sommato fortunato, voi avete subito dei danni irreversibili, non soltanto perché non siete dimagriti grazie alle bende e agli sciogli pancia, ma perché siamo stati presi per il culo. Per qua dice a un certo punto i coglioni vanno inculati. Questa era la frase che diceva la signora Vanna Marchi a proposito dei suoi clienti. Quindi dopo questo stralcio i più giovani non ricorderanno, io ve lo auguro Alex, forse tu sei più giovane di me, ma più o meno siamo lì, però non può essere dimenticato di Vanna Marchi, molti giovanissimi avranno rimosso questi orrori. E quindi con il foglio chiudiamo il panorama. Vi faccio solo vedere, c'è un malato da curare alla sanità, questo è un cerotto, ma anche Belpietro dovrebbe in qualche maniera farsi un esame di coscienza, perché come vedete girando il giornale è ridotto per riempire un po' di pagine, pubblicare gli articoli degli anni, dei 60 anni di Panorama
dovete ribaltarlo per leggere qualcosa di interessante. Qua, prigionieri dentro un cellulare, questo è Paolo Del Libio, proprio poca roba, no? Abbiamo alcune vicende sui finanziamenti che hanno rimpolpato le campagne elettorali, i generosi del voto, 50.000 euro sono arrivati a Calenda, 50 Italia Viva, 30.000 euro donati da Paola Ferrari, 61 anni, a Giorgia Meloni. Quindi sono notizie di poco conto, quindi il panorama sta un po' scazzando nelle ultime settimane. E per chiudere, io adesso, mentre mi inebrio della fragranze dell'High School 100 anni Acquavelva, ho tenuto una pagina di un paese che io adoro sopra ogni altra cosa, che è il paese di Bomarzo, in provincia di Viterbo, dove c'è il famoso Parco dei Mostri che va visitato. Questo è il centro storico, questo è il Castello degli Orsini, questa è la via Roma, chiaramente la via centrale di Bomarzo, e questa è una vista del centro storico. Quindi, lasciandovi in pasto queste meravigliose immagini che sono state scattate negli anni 70 grazie all'obiettivo di Gianni Berengo Verdin, che ha pubblicato questo libro Tevere nel 76, io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro una grande domenica e una buona giornata da Andrea e da Domenica Che Barba, ciao!